punizione. A distanza di una settimana dallo spettacolo di Tiki Taka Falconara, il Palarigopiano torna ad ospitare un altro big match. Pescara contro Bitonto, prima contro seconda, una delle migliori difese del campionato contro il miglior attacco in assoluto. Amici del futsal, benvenuti da parte di Silvia Venditti. Marzoli, profeta in patria e non solo, torna in patria qui in Abruzzo, ritrovando Amparo dall'altra parte, non più come giocatrice ma come allenatrice. Ritorno a Pescara anche per Lusileia Mansueto e Susi Nicoletti, che con la maglia biancazzurra hanno vinto tanto, ma ancora di più hanno vinto con il club del presidente Intini nelle ultime 2 stagioni e mezzo. Pensate, 8 finali raggiunte, 7 vinte conquistate sul campo con grandissimi risultati e grande continuità. Andiamo a leggere le formazioni. Il Bitonto con il numero 1 Josiane Oliveira, poi il numero 5 Tampa, numero 6 Susi Nicoletti, 7 Diana Santos, 9 Renatigna, 10 Lusileia, 11 Carmen Pezzolla, 12 Stefania Coda, 18 Mayra Badessa, numero 20 Alessia Greco, Alexandra Di Vincenzo con il 21, il numero 22 è Nicoletta Mansueto, allenatore come ricordato Gianluca Marzoli. Dall'altra parte Amparo che risponde con Marica Mascia, numero 21, numero 3 Aida Sciascio, il 4 Ludovica Coppari, 5 Ersilia Dincecco il capitano, 7 Natalia Rozzo, 8 Chiara Di Sauro, 9 Federica Belli, 11 Alessia Discaro, 12 Vanelli, numero 27 Alessia Valentino, poi il 44 che è Tati e il 99 che è Pato. Andiamo a leggere anche gli arbitri, che saranno Marco Moro di Latina ed Emilio Romano di Nola. Al crono c'è Gianluigi Squilletti di Campobasso. Bitontini con tanti tifosi al seguito nella trasferta abruzzese di Pescara. Spalti pieni come merita questo grande spettacolo. All'andata 3-3, un pareggio bellissimo pieno di emozioni. Era il 17 novembre, ora il ritorno. Già pronto il quintetto scelto da Marzoli, c'è Josi tra i pali, poi Renatigna, Diana Santos, Lusileia e Tampa. Dall'altra parte Mascia che continua il riscaldamento a difesa della porta, poi Belli sulla sinistra. In difesa c'è Tati, si sta preparando anche Natalia Rozzo e arriva a completare il quartetto di movimento Rafa Pato. Primo tocco che sarà del Bitonto con Lusileia, tornata dalla doppia amichevole giocata contro la Finlandia, doppia vittoria larga da parte del Brasile. 69 partite, 81 gol con la maglia verde oro. Per la regina The Queen, che proprio da Montesilvano è arrivata 3 anni fa a Bitonto, una scalata che tutti conosciamo, ha portato poi la squadra allenata da Marzoli a vincere praticamente tutto. Si parte in questo momento con Lusileia all'indietro per Diana Santos e Tampa in orizzontale da Renatigna, pressione alta di Rozzo, si fanno sentire i tifosi pescaresi. Belli intercetta, difende l'uscita del pallone Tampa senza problemi. 15 secondi trascorsi. Josi Diana Santos al centro per Lusileia, scambia con Renatigna, al centro si fa vedere Tampa, un po' di spazio per lei, chiuso bene da Rozzo. Belli al centro, Tampa con il petto all'indietro per Renatigna, interviene ancora Belli, poi di nuovo Renatigna, fa puntare la conclusione che finisce sul fondo. Riparte Mascia per Tati che va in profondità dopo lo scarico. Belli da Rozzo, ancora a destra da Tati, fronteggiata da Lusileia, filtra il pallone, lo fa suo Tampa,
Diana Santos scodella il pallone con la testa, Lusilei a far da torre, non c'è nessuno però sul secondo palo. Le indicazioni di Amparo a Federica Belli, Amparo che sotto la guida di Marzoli ha vinto l'unico titolo che mancava in Montesilvano, ovvero la Coppa Italia a Bari al Palaflorio, cornice di tanti successi del Bitonto. Tati in avanti, verticalizzazione, Rozzo si libera di Tampa, imbecca poi per Belli, la conclusione, la rete, Federica Belli, vantaggio del Pescara dopo 1 minuto e 12 secondi. Verticalizzazione in velocità e il vantaggio, pallone da Rozzo per Belli. Dopo 1 minuto e 12 secondi chiede il cambio Belli, ha appena realizzato il gol dell'1-0. È pronta Coppari, il capitano della nazionale italiana, mentre Renatina in azione, ancora Belli a sporcare il pallone che era destinato a Tampa. Chiama lo schema il numero 5, 40 punti tondi tondi per il Pescara, 39 per il Bitonto, che ha però una gara in meno, 39 come il Falconara. Anche il Falconara ha una gara in meno. Josi per Renatina contro Rozzo, velo di Tampa, Diana Santos per Lusileia, prova a girarsi al limite, c'è Tati. 2 colonne della nazionale brasiliana a confronto sul vertice, esce da lì Lusileia con un passaggio per Tampa, pisata per Renatina, toccapato, lascia scorrere Diana Santos, partita accesissima, ritmo infernale, quasi 2 minuti trascorsi. Diana Santos per la rimessa in gioco, movimento in area da parte di Lusileia. Renatina tocca ancora una volta Rozzo, poi Diana Santos per Lusileia, pallone restituito, chiusa Diana Santos dall'altro numero 7 che è Natalia Roso. Josi con i piedi guadagna la metà campo avversaria, pallone in avanti con la testa Lusileia, Mascia in 2 tempi, la porta è vuota, Mascia ci prova, va a calciare, era rientrata comunque Josi in posizione. Renatina con l'esterno, facile per Tati, che poi va ad innescare il movimento di Rozzo che rientra verso il centro, il contrasto con Lusileia. Diana Santos da Tampa, scende Renatina dall'appoggio, pressata con Foga da Pato in maniera regolare, torna in difesa Tati perché da quelle parti sta chiedendo il pallone Lusileia, è destinato proprio a lei, il lancio non tocca nessuno, il pallone che entra in porta, Mascia può ricominciare con le mani, dice il direttore di gara, aveva battuto invece con i piedi. Ultimo risultato 8-0 netto del Bitonto contro l'Audace, mentre Pescara ha giocato di venerdì col Molfetta, pallone buono per Rozzo, la conclusione sul primo palo, interviene Josi ma non la tocca nemmeno, pallone sull'esterno da pochi passi, un'altra bella giocata alle spalle della difesa da parte del Pescara. Renatina con l'esterno da Diana Santos, si avvicina a Tampa, seguita a uomo da Rozzo che tocca il pallone sulla conclusione della numero 5 che qui in Abruzzo ha giocato con la maglia del Tiki Taka. 16:59 all'intervallo, 1-0 con Belli al volo. Renatina intercetta ancora una volta Rozzo in velocità per vie centrali, ne salta 2, porta il pallone sul mancino, va a concludere, trova le gambe di Tampa, chiama il cambio Rozzo, pronta ad entrare Vanelli, aveva avuto un brutto scontro nella gara contro il Cagliari, problema al ginocchio anche per Ersilia D'Incecco, ma adesso è rientrata in campo dopo aver saltato la gara con in Molfetta. Diana Santos sul secondo palo, arriva Coppari, Tati sbaglia completamente il passaggio, pallone nei corridoi del Palarigopiano, già rimesso in gioco dal Bitonto con Diana Santos. Josi con i piedi a cercare Lusilea che alza il pollice e ringrazia, ma il servizio era largo, entra Mansueto, premiata con il riconoscimento dell'Adicosp, che prima era andato a Greco, quindi è rimasto praticamente in casa Bitonto, e prima ancora a Butimà che aveva aperto l'Albo d'Oro destinato al futsal da 3 anni, quindi il riconoscimento arriva anche per
il futsal. Intanto Renatigna, la conclusione dopo l'errore di Tati, 2 volte Mansueto e ancora Mascia che stringe il pugno ed esulta. Il 5 anche da parte di Mansueto, erroraccio in difesa, pallone regalato, prima Renatigna e poi Mansueto. Hanno trovato però l'opposizione di Marica Mascia. Inizia a contare l'arbitro, bisogna battere l'angolo. Renatigna le finte su Coppari, sposta il pallone, scarico per Diana Santos, la conclusione murata da Coppari, riparte in velocità Vanelli contro Mansueto, saltata Diana Santos in anticipo, c'è però Giosi che la butta direttamente sugli spalti gremiti del Palarigopiano. Quasi 5 minuti trascorsi, sempre 1-0, gol di Belli dopo 1 minuto e 12 secondi. Vanelli in avanti, la Sciascio che controlla con il petto, all'indietro Tati. Coppari che scambia ancora con la numero 44. Coppari, tocca a Mansueto che voleva anche la rimessa. Non è dello stesso avviso il direttore di gara, intanto chiede tempo Mansueto perché deve allacciarsi gli scarpini. Aspetta lì la compagna di nazionale Coppari, proprio lei in settimana ha presentato l'Elite Round che vedrà l'Italia impegnata al Palaroma di Montesilvano dal 19 al 22 marzo contro Ungheria, Svezia e Portogallo. Girone A. Lo step successivo è quello della qualificazione al mondiale nelle Filippine dal 21 novembre al 7 dicembre, momento storico. Ha parlato così Coppari, le ha fatto eco il CT Francesca Salvatore, dicendo: non dimentichiamo da dove siamo partite, ma sappiamo ora cosa siamo diventate e stiamo attraversando un momento che segna la storia della disciplina. 10 anni fa nasceva la nazionale, esordio contro l'Ungheria nella notte magica del 25 giugno 2015. Coppari da Tati, ancora per Coppari, sovrapposizione di Vanelli, perde il pallone Coppari, cerca di recuperarlo su Renatigna che è in attacco, scarico ancora per Diana Santos. Sciascio fa muro con il corpo, riceve anche il 5 della compagna lì vicino che è appunto Coppari. Al cambio Diana Santos entra Nicoletti, una delle tante ex del match, ha contribuito anche con un rigore, il quarto in Coppa Italia. Mansueto calcia, chiusa però dalla difesa biancazzurra all'ultimo secondo. D'Incecco appena entrata contro Nicoletti, il primo capitano della nazionale contro il secondo capitano. (14:41) sale l'urlo dei tifosi biancazzurri. Le indicazioni di Amparo, c'è invece Marzoli che è a colloquio con Mansueto, recupera intanto la sfera Coppari, può rimetterla in gioco lì vicino Rozzo. Conclusione murata da Greco, lotta Sciascio con Nicoletti, a terra Nicoletti, c'è il fallo di Sciascio che si lamenta un po', dice porta uno zaino perché è stata praticamente abbracciata secondo lei da Nicoletti. Fallo comunque fischiato ai danni del Pescara. Nicoletti in avanti, non c'è intesa con Mansueto, gli applausi di Amparo per questa copertura difensiva da parte delle sue. 14:24 da giocare, sempre Sciascio contro Nicoletti lì davanti. Rozzo da un'occhiata, va a cercare proprio la numero 3, difende bene il pallone Sciascio. Rozzo, Mansueto in anticipo su Coppari. C'è da cambiare il pallone che è sgonfio. Coppari, Rozzo cerca spazio a destra, trova la collaborazione di Sciascio. Coppari ancora per Rozzo che deve tenere più il pallone proprio sulla linea laterale. D'Incecco in avanti, buono il lavoro di Coppari che vince il duello con Mansueto. Coppari, la conclusione, forse un tocco che del calcio d'angolo Sciascio, sì, rimane in attacco allora il Pescara che poco fa ha trovato la conclusione con Coppari, pronta a rientrare Belli, protagonista fino a questo momento con il gol che è arrivato dopo 72 secondi di gioco. Coppari sul primo palo, tocca Giosi che dice che il pallone era già uscito, in realtà invece bisogna
battere un altro calcio d'angolo ancora con Coppari. 13:54. Rozzo, respinta all'indietro da Renatigna. Nicoletti contro Sciascio, Coppari contro Mansueto. Pulisce il pallone all'indietro la numero 4 e va da Rozzo. Dincecco, sale subito Greco, si passa dai piedi di Mascia mentre Dincecco si lamenta per una spinta. Giosi in avanti con le mani, lunghissimo il lancio, salta Rozzo, c'è la spinta di Renatigna vista dall'attento direttore di gara. Pareggiato il conto dei falli. Dincecco da Belli di prima, bene per Pato che lotta con Nicoletti, si gira Pato, prova a calciare, ancora Nicoletti che torna su di lei, chiude tutto. Ora l'arbitro va a richiamare Nicoletti. Duello sicuramente intenso, fisico, ma regolare. Infatti c'è lo scambio di sorrisi tra Pato e Nicoletti, richiamate comunque all'ordine dagli arbitri che non vogliono problemi. Dincecco si muove in mezzo, Rozzo il blocco, poi Dincecco che la butta direttamente sul fondo. Pronta a rientrare Tampa al posto di Renatigna. Nicoletti, Tampa scambia con Greco, sbaglia però il numero 20, Rozzo per Pato di prima, ancora Belli, va a colpire con il piattone, questa volta imprecisa, con 3 tocchi in velocità. Il Pescara era arrivato all'opportunità del 2-0, sprecata però. Greco contro Rozzo, Tampa fa girare palla a sinistra da Mansueto, sovrapposizione premiata, ancora Tampa in azione, scarico per Greco, bello il gioco, è bella la parata di Mascia, si gira Pato, trattenuta da Mansueto, poi l'ultimo tocco è di Tampa, ma c'è l'arbitro che va a richiamare Mansueto per la trattenuta, mentre Pato chiede il cartellino, chiede scusa Mansueto a Pato. Anche le loro compagne di nazionale, compagne di maglia azzurra. Rozzo, Pato di prima, troppo forte per Dincecco. Giosi, 12:32 l'intervallo, lunghissimo con le mani come al solito, recupera Rozzo che va a servire Belli. Dincecco con calma di impostare, ancora Dincecco, pressione di Mansueto, Pato contro Nicoletti, cerca spazio in mezzo Dincecco, servizio per Belli, intercettato però da Tampa. Prova la percussione personale, fermata da Pato, strappa il pallone, ancora Pato, trattenuta da Tampa, questa volta il giallo arriva, seconda trattenuta su Pato, sanzionata con un cartellino giallo per Tampa dopo 6 minuti e 54 secondi. Ha notato il nome di Tampa sul taccuino, è rientrato in campo Vanelli. In area di rigore va Tati, anche lei appena rientrata, sistema il pallone con cura Belli, esce Tati, inverte la posizione con Vanelli, schema, pallone restituito a Belli contro Lusileia. Tati in avanti da Vanelli che deve lottare con Tampa 2 volte, Vanelli fino in fondo, scivola in area di rigore, va a sbattere con la testa contro le ginocchia di Giosi, si ferma immediatamente per controllare le condizioni di Vanelli che si è rialzata senza alcun problema. Gli applausi del pubblico del Palarigopiano. 11:51, Greco, Diana Santos, Tampa in avanti, ancora Lusileia, cerca di scambiare con Diana Santos, ha capito tutto Tati. Diana Santos, Tampa molto larga, Greco riceve, ancora Tampa suolata, poi verticalizzazione, lascia scorrere con intelligenza Tati, Mascia con le mani. Tati da Belli,
Vanelli, Belli in avanti, Rozzo non riesce a mantenere in campo il pallone. Tampa da Diana Santos contro Vanelli. Lusileia va a sfidare Tati. Occhio a questo duello. Lusileia alla conclusione in mezzo, non riesce a toccare Diana Santos, che poi si lamenta per un tocco che però non viene concesso. Pallone recuperato quindi dal Pescara con Tati. Scambio corto con Rozzo. Vanelli in avanti, ha visto il movimento Tati, l'ha capito però Greco, che perfeziona il disimpegno. Poi Josi, arriva in qualche modo Rozzo, pallone dalle parti di Lusileia contro Mascia. Lusileia, la conclusione a fil di palo, fuori di pochissimo. Si è ritrovata lì il pallone in maniera abbastanza fortuita. Lusileia è andata a puntare verso Mascia, conclusione leggermente larga. Fallisce il colpo del possibile 1-1 il Bitonto, mentre poco fa Belli ha avuto la chance per il 2-0. Tati in avanti con il mancino, Sciascio non può agganciare, pallone a mezza altezza. 10:43, Renatigna al posto di Greco. Josi, Lusileia al controllo che favorisce in realtà l'intervento di Rozzo, messa giù da Diana Santos che fa no con il dito, viene però fischiato il fallo. Si lamenta tantissimo Diana Santos, anche Lusileia non è d'accordo, il capitano lì vicino, protesta pacifica. Tati si allontana mentre Parlotta con Sciascio combineranno qualcosa su schema calcio di punizione che è battuto ora da Belli, sbagliato però, intercetta bene Lusileia, allarga il pallone verso destra, in mezzo arriva Sciascio che da terra riesce a respingere il pericolo. Da una punizione a favore si è trovato a chiudere un contropiede il Pescara ed è ancora in attacco il Bitonto con Renatigna. Occhio alle sue finte, Tati a contrastarla. Diana Santos contro Sciascio che poco fa ha chiuso benissimo. Nel frattempo si sta per chiudere il primo quarto di gioco, mancano 14 secondi per i primi 10 minuti di big match. Tampa contro Rozzo, ancora Tampa, cerca spazio per il tiro, arriva Mascia però con entrambe le mani, calcio d'angolo. Tampa sistema il pallone in mezzo a Diana Santos, si passa prima di Renatigna, esce Diana Santos ma prima di lei esce Belli in anticipo. Gli applausi di Coppari che è pronto a rientrare. Diana Santos da Renatigna, ancora Diana Santos, Renatigna allarga bene per Tampa, ancora Diana Santos dalle retrovie, scambio corto con Renatigna, si chiude per un attimo il Pescara, poi lo fa bene con Rozzo. Conclusione deviata. Rientra Coppari. Diana Santos con il pallone sotto il braccio, posizionato con cura per il corner in mezzo. Rozzo sulla prima linea, allontana il pericolo. 9:39. Renatigna, Tati che lotta da quelle parti, alla fine riconquista il possesso, in avanti scappa Sciascio, la segue Tampa ma il gioco è fermo perché c'è qualche problema al ginocchio per Tati. Davvero sfortunato il Pescara da questo punto di vista, tanti gli infortuni, senza dimenticare quello di Manieri che viene da un intervento di pulizia del menisco, manca ormai da tantissime gare. Il Pescara sta facendo comunque molto bene, come ricordato prima sono 40 i punti in regular season. Tati da Coppari, poi Rozzo. Tati attaccata da Renatigna, deve liberarsi del pallone, tocca per ultima Renatigna. 9:19 al termine e il Bitonto ha raggiunto i 4 falli. Pato all'indietro, ragiona con calma il Pescara. Pato
da Rozzo, cambio tra Tati e Dincecco, che deve però inseguire il pallone calciato all'indietro da Rozzo, è già recuperato dal Bitonto con Tampa che allarga bene per Diana Santos contro Coppari, cercata Lusileia, la fronteggia Pato in velocità, lo strappo della numero 99 che prova a mettere per Rozzo, riconquista il pallone Lusileia, a destra Diana Santos prolunga Renatigna la mette sotto la traversa, il pareggio del Bitonto 1-1. Ovazione del pubblico nero-verde, ripartenza letale del Bitonto che realizza così il gol 116. 1-1 e time out richiesto, ha segnato Renatigna al minuto 11 e 12 secondi. Ci risiamo dopo il pareggio realizzato da Renatigna, tornano in campo le squadre e si riparte con il calcio d'inizio del Pescara che era in contropiede con Pato per Rozzo, poi dal pallone recuperato è nato l'1-1 trasformato da Renatigna. Intanto Rozzo in dribbling sulla numero 9, poi Lusilea che prova ad uscire dalla pressione di Rozzo ma porta il pallone in fallo laterale. Intanto sono i 26 i gol realizzati da Renatigna fino a questo momento, capolista nella classifica delle top scorer. Rozzo, Dincecco all'indietro, Coppari, conclusione violenta ma esterna rispetto alla porta di Josi. Diana Santos da Tampa in mezzo per Lusilea che si gira con il mancino all'angolino, la regina Lusilea, sorpasso del Bitonto, primo controllo delizioso e poi il mancino all'angolino e la solita esultanza a forma di cuore per la mamma che la guarda dal Brasile. Da 1-0 a 1-2 con il gol di Lusilea dopo 11 minuti e 56 secondi. Ancora Lusilea, la va a spingere Vanelli, poi ne frena l'azione Dincecco, pallone che esce fuori ed è ancora del Bitonto. Al cambio Lusilea è stata decisiva poco fa, rientra al suo posto Mansueto. Renatigna, doppio passo, Vanelli la segue, spazio per Mansueto, la conclusione larga però, c'era Coppari lì davanti, sotto di 1 il Pescara. Dincecco scende dall'appoggio Vanelli contro Tampa, Pato di prima per Coppari che aggancia bene ma interviene Mansueto, poi Tampa da Josi, scambia ancora con Tampa, arriva Coppari, rimpallo che finisce fuori. Josi salta a vuoto, Pato, Mansueto alto di poco sulla traversa, conclusione bellissima della numero 22. Mascia ricomincia dopo il brivido per la difesa del Pescara con il destro alto di poco di Mansueto, in avanti Pato, controlla benissimo Vanelli, si gira con il mancino in due tempi. Josi riparte da Diana Santos che è scappata sulla destra, ha perso poi il controllo del pallone. Mascia rientra bene al posto di Vanelli. Dincecco che aveva chiesto un palazzetto pieno,
ed è stata accontentata sia dai tifosi abruzzesi che da quelli pugliesi. Pato, contromovimento di Coppari, molla Greco, ancora Pato, bene Belli, era arrivata in anticipo su Diana Santos, poi la spinta regolare ed esperienza da parte della numero 7 Renatigna. 6:32 all'intervallo, riconquista il pallone per un attimo Pato, Josi con calma, lunghissimo con le mani da Mansueto che non riesce però ad agganciare. Buono anche il lavoro di copertura di Dincecco. Esce Coppari, rientra Tati, Mascia, pallone lungo da Pato che aggancia bene, torna in posizione di copertura però Renatigna. Pato alza la testa, arriva Dincecco dalle retrovie, scarico per Belli, continua il giro palla da Pato a destra, Dincecco, Tati, Pato l'attacca con forza in maniera regolare Renatigna, poi Dincecco in raddoppio, c'è un fallo, viene quindi fermato il gioco, mentre c'è anche un giallo per il vice tecnico Chiavaroli in panchina, non d'accordo sulla decisione di poco fa per il fallo assegnato, il terzo commesso dal Pescara, e a 4 invece il Bitonto. 5:55 a termine del primo tempo e c'è anche il time out chiesto questa volta da mister Marzoli. (5:55) dritti fino all'intervallo, siamo sul risultato di 1-2. Siete tantissimi collegati sul canale YouTube della divisione calcio 5. Nicoletti mette giù Sciascio, tocca, pallone che esce, ancora Nicoletti per la rimessa laterale lasciata però a Greco di fronte alla panchina del Pescara. Nicoletti gira da Renatigna contro Dincecco, la va a puntare a numero 9, scarico ancora per Greco, interviene allora Belli, si libera Greco, va sul mancino ma è tornata su di lei Belli, vince anche il rimpallo con Renatigna in velocità. Belli porta il pallone fino in fondo, la spinta, cade giù Belli, poi guarda l'arbitro e dice ne puoi fischiare almeno uno. Non l'ha presa molto bene Federica Belli, che era stata molto brava nell'azione di percussione, recupera ancora Belli su Greco, cade Greco, non c'è fallo. Adrenalina 1000 per Federica Belli, che è stata anche l'autrice del momentaneo 1-0, poi ribaltato dalle reti di Renatigna e Lusileia. Belli mette giù, va a sfidare tutta la difesa del Bitonto, la fermano in tandem Mansueto e Greco, ripartita Greco, si accentra, ha cercato Mansueto con la coda dell'occhio, poi Belli che la butta fuori e chiede il cambio. Rozzo, 5:15. Greco da Nicoletti, controfallo. 5:13 da giocare, continua il riscaldamento Vanelli che sta per rientrare in campo. Tati da Sciascio, la mette fuori Nicoletti, si riposiziona la difesa del Bitonto. Sciascio inizia a contare il direttore di gara, battuta la rimessa. Coppari, Dincecco porta il pallone all'indietro, Rozzo sale su di lei, Renatigna
controlla il pallone Rozo e va via. Dincecco in avanti in parallela per Rozo, che poi però non perde di vista l'arbitro. Occhiata severa, voleva un fallo che non viene concesso. Tati in marcatura su Mansueto, mentre Greco non deve perdere il pallone in quella zona pericolosa di campo. Poi Nicoletti che fa rimbalzare sulle gambe di Sciascio. C'è un altro cartellino in panchina, questa volta per Valentino, che forse ha detto qualche parola di troppo, non possiamo saperlo da qui. Comunque giallo per Valentino dopo 15 minuti e 10 secondi. Greco, rimane alta Rozo. Josi è uscita dai pali e riceve un po' di spazio per lei. Josi va con il destro, puntata insidiosa, pallone che è rimasto basso, non si è mossa Mascia che l'ha battezzata fuori. Tati, larga, c'è Dincecco, si passa proprio da lei. Ancora Tati, Rozo a sinistra, lotta lì davanti Sciascio, pallone in mezzo per Tati, anticipa tutti Tampa, poi Mansueto, il controllo quella sola, va a servire a destra bene per Greco, si è mossa a sinistra Nicoletti, sovrapposizione di Mansueto premiata, vince il duello Mansueto, in mezzo per Nicoletti, anticipa Sciascio e poi va a caricare tutte le compagne, mentre si è rialzata ora Greco un po' dolorante per un pestone. Diana Santos, si va a sedere Nicoletti. 4:16, prossima azione ci sarà il cambio tra Renatigna e Tampa. Greco per Tampa, conclusione fermata da Dincecco, si rimane lì, altra rimessa laterale, pronte a rientrare Vanelli e Pato. Movimento in mezzo di Mansueto, Diana Santos, Tati attaccata da Mansueto con un fallo, si arrabbia tantissimo Rozo. Anche Tati, adesso si ripartirà con un calcio di punizione, mentre Discaro va a chiedere spiegazioni al cronometrista. A distanza in barriera c'è Sciascio. Diana Santos che prende la rincorsa. Tutto pronto per il calcio di punizione con Diana Santos, allarga per Tampa, gira a sua volta per Renatigna, conclusione di Diana Santos, altro calcio d'angolo. Quattro minuti, un secondo, chiama lo schema Mansueto, anzi lo indica proprio a Tampa, mentre a battere sarà Diana Santos. All'indietro Renatigna contro Sciascio, tutto con il mancino, ancora Renatigna, fino in fondo Renatigna, Mascia con un riflesso sul primo palo. Calcio d'angolo dalla parte opposta. Si è portata dietro tutta la difesa del Pescara Renatigna. Diana Santos, si avvicina Mansueto, Rozo. Ancora Diana Santos, il controllo con il petto di Tampa, poi gira a destra, c'è Dincecco ma ha già recuperato il Bitonto con Diana Santos che va da Mansueto. Pisada coperta bene da Rozo, lanciata in avanti da Tati, prolunga il pallone Rozo, va in pressione anche su Josi. Di prima Mansueto per Diana Santos in velocità, tocca Tati, recupera Dincecco, taglia il campo per vie centrali, allunga bene per Rozo che sposta però il pallone troppo sul destro, riesce comunque a calciare. C'è Josi che chiude sul primo palo e c'è il calcio d'angolo del Pescara. 3:25, rientra Vanelli, al cambio anche Rozo e rientra Pato. Sciascio, in mezzo per Tati, la conclusione sul palo di prima. Tati centra il legno, si salva qui il Bitonto. Pescara a un passo dal 2-2, altro calcio d'angolo per riprovarci. Sciascio in mezzo, Vanelli
poi Diana Santos, il pallone è uscito, calcio d'angolo. No, non secondo il direttore di gara, mentre Vanelli e Diana Santos hanno qualcosa da dirsi, si beccano in campo. Renatigna gira la tampa, sfugge il pallone alla numero 5, primo errore del match. Vanelli va da Tati, poi Belli in mezzo, bene per Pato, pallone di ritorno con il mancino. Belli ha chiuso Diana Santos, Lusileia per Tampa, tutto di prima, bellissima l'azione, Tampa con il destro, Mascia in 2 tempi, 2,57. Tati vuole alzare il ritmo al Pescara, Lusileia sul servizio in verticale di Tati, pallone che va tra i piedi di Vanelli. Pato, movimento in mezzo di Tati alle spalle della difesa, Vanelli, pallone leggermente arretrato, lo riconquista allora Tampa per la rimessa, 2,38, sempre 1-2. Tampa, Diana Santos passa da Josi, pallone sotto i piedi del portiere, alzato poi per Mascia, tranquilla nella presa con le mani. Tati da Pato contro Renatigna, si riparte da Tati, dal basso ancora con Vanelli, sale un po' il Bitonto, Vanelli per Pato, si fa vedere in mezzo Belli, alle sue spalle Vanelli, controllo sbagliato con il piattone, riesce allora ad inserirsi con i tempi giusti Diana Santos, che guadagna la rimessa, battuta dalla numero 7 per Josi, inseguita da Belli. Josi ripassa con la massima calma da Diana Santos, ultimi 120 secondi del primo tempo. Renatigna finte su Pato che perde per un attimo l'equilibrio. Diana Santos, Tampa, va in copertura Belli, Diana Santos da Renatigna, è spinta all'indietro da Pato, poi Belli non arriva per un soffio sul servizio di Diana Santos, se n'era andata a destra Tampa che ha perso poi il contatto con la sfera, rimessa ancora per il Pescara, 1,46. Belli ha già guardato in avanti, c'è Pato, controllata però bene da Diana Santos, quindi con calma da Vanelli, in orizzontale ancora da Belli, sale un po' Tati a destra, servita contro Lusileia, conclusione di Tati, non riesce a bloccare il pallone Josi, comunque efficace nella chiusura. Tati alza da Belli con il mancino, bellissima la conclusione, paratona di Josi, applausi di tutto il Palarigopiano, un po' per Belli, mancino davvero formidabile al volo e un po' per la risposta di Josi. Calcio d'angolo, Tati da Vanelli, altro mancino fermato questa volta da Lusileia. Tati, Vanelli gira per Belli che deve inseguire però il pallone, all'indietro timido il passaggio, esce bene Mascia che aveva restituito a Belli. Josi in avanti da Diana Santos, Torre per Lusileia, attaccata da Tati, esposta fisicamente Lusileia e guadagna la rimessa. Ultimi 70 secondi del primo tempo. Vanelli da Belli, chiama al giro la numero 9, Tati in mezzo, pallone che sfila via, Lusileia all'indietro, Diana Santos con eleganza apre con l'esterno per Renatigna contro Vanelli, ancora Renatigna con il mancino, alle sue spalle Diana Santos, il tocco di Tati con il braccio molto attaccato al corpo. Comunque la rimessa è del Bitonto, rientra Dincecco al posto di Vanelli. Diana Santos, Renatigna larga a destra contro Dincecco, spazio per Tampa, la conclusione che attraversa tutta l'area di rigore, chiedeva un tocco Lusileia. Si riparte invece con la rimessa di Mascia, 38 secondi all'intervallo, primo tempo molto bello, molto acceso, prima il vantaggio di Belli dopo 1 minuto e 12 secondi, poi la ribaltata con Renatigna e Lusileia, il Bitonto. Pato non c'è intesa con Tati, pallone che sfila via, Josi può rimetterlo in gioco, 25 secondi, Diana Santos, Renatigna va a pressarla Pato che induce la numero 9 all'errore, quindi vuole chiudere in attacco il Pescara, 18 secondi, rimessa
si avvicina a Tati sul pallone, Belli concentratissima, pronta per quello che sarà probabilmente l'ultimo attacco del Pescara. Tati da Belli con il destro sul secondo palo, c'è Diana Santos prima di Pato. 15 secondi, Vincecco indica la posizione corretta a Belli per questo calcio d'angolo che verrà battuto di nuovo da Tati. In mezzo Pato, Belli deve uscire però perché da quelle parti è tutto chiuso da Lusileia. Mascia con i piedi per Pato che aggancia, 6 secondi, Pato però va a girare per Tati, aggancia Tati, poi la spinta di Tampa va a finire sui cartelloni pubblicitari. Tati, giallo per Amparo. Terzo cartellino alla panchina del Pescara, uno a Valentino, uno a Chiavaroli e poi ad Amparo. Finisce intanto il primo tempo con un po' di nervosismo, rientrano le squadre nello spogliatoio. Finisce comunque il primo tempo 1-2, rete di Belli da una parte, dall'altra Renatigna e Lusileia. A tra pochissimo per la ripresa, rimanete qui.
Torniamo in diretta dal Palarigopiano per il big match tra Pescara e Bitonto. Sopra di uno la formazione pugliese che ha inseguito la rete di Belli, poi ribaltata con l'1-1 di Renatigna e Lusileia. Nel finale un po' di tensione, qualche cartellino volato in panchina. Adesso stiamo per riprendere. Partiti con il fischio, primo tocco del Pescara. Tati va da Pato, ancora Tati, scappa in avanti Belli che riceve sulla destra. Ancora Pato, la insegue Diana Santos, prende spazio centrale Tati, Belli per Rozzo, gira ancora da Tati per Pato, si muove in mezzo Belli, aspetta un tempo Pato e torna da Tati, stop di Rozzo, Tati di prima in avanti, Belli l'appoggio all'indietro, arriva però Renatigna, poi Josi in avanti, Lusileia dopo la spinta di Tati, Belli può provare anche a calciare, invece allarga con l'esterno e interviene Diana Santos. Josi lunghissimo da Lusileia, un altro duello con Tati. Tampa gira all'indietro da Diana Santos, Renatigna attaccata da Pato, va con il mancino da Diana Santos. Lusileia, ancora Renatigna a destra, Tampa sposta il pallone, la conclusione Mascia in 3 tempi ma efficace. 18:45 da giocare. Belli in mezzo per Pato, troppo timido, ha tutto il tempo del mondo Diana Santos per recuperare il pallone. Ora Renatigna contro 2, arriva Belli che ruba il pallone, arpionato, ancora Belli in percussione, poi la chiusura di Diana Santos. L'abbraccio tra Diana Santos e Belli lo sottolineiamo con piacere vista la tensione nei secondi finali del primo tempo. Pallone per Belli, arriva a calciare con il mancino ma era sbilanciata all'indietro. Tampa ancora, pressione della numero 9, Diana Santos da Tampa, pallone addosso a Belli, rimessa laterale. Prossimo turno del Pescara che sarà in casa della Lazio, mentre per il Bitonto c'è il CMB dopo la rifondazione dello staff tecnico che ha portato Neri e Mosca dal Falconara in terra lucana. E poi ci sarà proprio l'Occasa Falconara. Tati, pallone in mezzo, Lusileia sbaglia un colpo molto facile per lei questa volta, quasi incredula, si è ritrovata lì il pallone regalato al limite dell'area di rigore, tutto quello che non si deve fare con Lusileia in agguato, ma per fortuna del Pescara questa volta la numero 10 non ha centrato il bersaglio. Rozzo da Pato, scarico a destra per Coppari, Rozzo appoggia a sinistra da Tati, gira ancora Rozzo, Coppari, Pato a sinistra, in avanti Coppari, Rozzo deve cambiare strada perché l'attacca Renatigna e le ruba il pallone, Lusileia ricomincia. Tampa al centro ancora per Renatigna, spallata di Tati, irregolare, primo fischio del secondo tempo. Nel primo erano stati commessi 4 falli a testa, 2:28 giocati e primo fallo commesso dal Pescara, indica la posizione esatta al direttore di gara. Bitonto che è a -7 dai 500 gol realizzati in regular season in quasi 4 anni di Serie A, se contiamo anche quelli dei playoff sono 618. Parte Diana Santos a destra per Tampa, conclusione Mascia con entrambe le mani, entra in porta lei, non il pallone. Risposta perfetta, poi deve riposizionare la porta. Calcio d'angolo, la Diana Santos all'indietro per Renatigna, esce subito Pato, si gira bene però Renatigna, ancora le finte su Pato, duello tutto fisico,
e alla fine si porta fuori il pallone Renatigna e la rimessa guadagnata da Pato sotto gli occhi di Amparo. Rozzo, Coppari, ancora da Rozzo, filtra il pallone in mezzo, dai e vai, che non si chiude per l'intervento di Tampa con la punta del piede. Tati, Coppari cerca spazio, blocco su Renatigna, Pato va a calciare sul primo palo, Josi si è letteralmente accartocciata sul pallone. Tati, si stacca Rozzo, arriva Renatigna con la testa, prolunga il pallone fuori, ma evita la conclusione al volo di Rozzo, una delle specialità della casa per quanto riguarda la numero 7, ma anche per quanto riguarda Belli, che abbiamo visto con un grande mancino nel primo tempo. Tati, sale Rozzo a sinistra, scappa via Renatigna che la spinge giù, fallo netto, fischiato immediatamente. Al cambio Coppari rientra Sciascio, al cambio anche Pato e rientra Belli. (16:35 da giocare). Anticipo della 19ª giornata, mentre si è concluso quello tra CMB e Molfetta, 10-1 risultato. Altri 4 gol per un fenomeno chiamato Deborah Vanin. Va Tati, tocca per Belli, di nuovo Tati sui 10 metri, tutto un po' fermo da quelle parti. Tati attaccata da Diana Santos, si sono beccate nel primo tempo. Renatigna con la punta, all'indietro per Tampa, Mansueto gira da Josi, le va a pressare Belli, ne esce benissimo però il Bitonto, tenendo basso il pallone, scambiato tra Tampa e Mansueto a destra. Mascia, da Rozzo, bella anche la risposta sulle tribune al grido di Pescara, è salito poi quello dei neroverdi. Tampa va via Rozzo, ancora Tampa al centro per Diana Santos che sposta il pallone, la conclusione con il destro, larga però, azione in contropiede, si scalda Nicoletti pronta a rientrare, così come ha fatto in questo momento Vanelli dall'altra parte al posto di Rozzo. Tati, attaccata da Mansueto, pallone all'indietro da Coppari, gira Sciascio con il mancino preciso per Vanelli, è tornata però in diagonale difensiva Renatigna e la butta in calcio d'angolo. Bellissimo il cambio fascia di Sciascio. Tati da Vanelli con il mancino, contrastato immediatamente da Renatigna che sta giocando molto bene anche in fase difensiva, così come chiesto da Marzoli. Tati per Coppari al volo, conclusione però sbilenca, pallone che va addirittura all'indietro. Tampa, Nicoletti da Renatigna, il blocco di Nicoletti sfruttato bene da Renatigna. Ancora la numero 6, una delle più titolate in Italia, sicuramente la più titolata per quanto riguarda Supercoppa e Coppa Italia. Renatigna contro Vanelli, cambia fascia, va ancora da Nicoletti. Tampa, fermata sulla fascia da Vanelli che prova a rientrare con un tunnel su Renatigna, attaccata anche da Coppari, guadagna la rimessa Renatigna. 5 minuti 0-1 trascorsi, 14:59 al termine di questo anticipo della 19ª giornata della Serie A Fables. Tampa, Nicoletti, sale ora in pressione il Pescara con Sciascio, Josi va da Renatigna, rimane lì Coppari. Tampa, la rincorre Vanelli, Renatigna attaccata ancora da Coppari, poi Tampa in avanti, Tati in anticipo su Mansueto che la tocca per ultima, rimessa per il Pescara. Tati mette giù il pallone, già battuto per Coppari, a destra da Sciascio, sposta il pallone sul mancino. Tati va a sfidare Greco, ancora le finte di Tati
in mezzo per Sciascio, conclusione con il destro, trattiene il pallone Josi. 14-22, ancora Josi, lunghissimo con la testa, Coppari in fallo laterale, si riposiziona la difesa del Pescara. Tampa. Greco, servita Tampa in sovrapposizione, prova ad andarsene in velocità su Vanelli che cade, mentre cade riesce a fermare il destro di Tampa, che poi ha qualcosa da dire all'arbitro. Guadagnato comunque il calcio d'angolo. Tampa, occhiate in mezzo, poi sceglie Mansueto, Coppari in anticipo, poi Tati, si distende in avanti Sciascio, inseguita da Mansueto, Sciascio con il mancino, Mansueto in scivolata. È stata probabilmente la giocatrice con il rendimento più costante nella passata stagione, Mansueto, rendimento che l'ha portata a ricevere il premio Adicosp. Lei in prima linea in copertura sul calcio d'angolo battuto, Sciascio con il mancino direttamente sulle ginocchia di Susi Nicoletti. Passeggia nervosamente Marzoli. 3 panchine d'oro per lui. Conclusione di Vanelli, fermata senza problema da Josi. In avanti Mansueto, prova a toccare sul lancio lungo, arriva però Mascia a controllare. Ora da Coppari, tocca Tampa, rimessa laterale. Sciascio, dialogo con Coppari a distanza. 13-38. Sciascio attaccata da 2, Tati, il pallone le arriva, Coppari può calciare, perde forse l'attimo giusto, interviene allora Greco, in avanti, servita la Tampa, Mascia in anticipo, Vanelli perde il pallone ancora sull'attacco di Mansueto che calcia, parata plastica di Mascia. Sciascio, 13-15 da giocare, Tati, tra le linee Sciascio, ora si è spostata a destra, Vanelli, finta col mancino, chiamata in causa Tati, pallone alle spalle della difesa, arriva Josi con i piedi, Tati di nuovo lei ad impostare, altro occhiato in avanti, c'è soltanto Vanelli, scelta prima Sciascio, gira tutto e va da Coppari, Tati in avanti per Vanelli, anticipo di Tampa, buono il lavoro di Coppari che poi va a servire Vanelli, non ci aveva più creduto però il numero 12. Ora il cambio, rientra Rozzo. Tampa, dall'altra parte si è alzata Renatigna, no look di Greco per Mansueto. Greco ancora, chiama il movimento di Tampa che arriva con un attimo di ritardo. Rozzo sistema il pallone per la rimessa, battuta a favore di Coppari. Sciascio con il mancino contrastato all'ultimo secondo da Mansueto, esce con eleganza Tampa, poi in scivolata a Sciascio, pallone che rimane lì, da terra ancora a Sciascio, riesce ad intervenire Rozzo, riparte puntando verso la porta di Josi, rientrata Mansueto alle sue spalle e poi Mansueto che va a caricare tutte, momento di confusione. 12-03, Sciascio al cambio, rientra Pato, D'Incecco che nell'intervista sui canali della divisione ha detto le maglie passano ma i legami restano, riferendosi in particolare a quello creato con mister Marzoli. Cambi effettuati per il calcio di punizione, Amparo rimanda in campo Tati, Belli e Sciascio. 11-51. In 3 sul pallone, rimane staccata soltanto Rozzo, sistema la barriera Josi, ora Tati stacca anche lei e va sul palo di Josi, scala in barriera Lusileia, arriva il fischio, corsa di Sciascio, mancino da Belli in mezzo, Josi per Natigna, finta su Tati,
La corsa di Renatigna in avanti con il mancino, la conclusione fuori di un soffio, mani sul volto per Renatigna che ha fatto tutto benissimo. Bene anche nell'atto finale, leggermente larga però la soluzione è scelta con il mancino. Tati in avanti, pallone alzato, controlla in area con il petto Pato, poi la giocata a servire con il tacco Rozzo in anticipo la difesa del Bitonto. E ora Greco, Renatigna contro Rozzo, Greco a sinistra, Diana Santos che lotta con Pato, altra spinta tra le due che ora si danno il 5. Partita molto intensa dal punto di vista agonistico. Dincecco va a pressare Josi, la porta è sguarnita, Tati va a calciare da lontanissimo, tuffo di Josi, il calcio d'angolo. Non è contentissimo di questo calcio d'angolo regalato Marzoli, ma lo sfrutta male il Pescara, permettendo il recupero a Lusileia che ora va in avanti. Greco da Diana Santos, Renatigna attaccata da Rozzo, Diana Santos in avanti, lancio millimetrico per il petto di Lusileia che non riesce però a mettere in mezzo, si gira bene Tati, padronanza in area di rigore, pallone recuperato però da Renatigna, poi rimbalza sul petto di Rozzo, Diana Santos in avanti, tocca con la testa Dincecco nella propria porta e arriva così in modo rocambolesco il 3-1 del Bitonto, autorete di Ersilia Dincecco. +2, massimo vantaggio per il Bitonto dopo l'autorete di Dincecco, dopo 9 minuti e 14 secondi nel corso del secondo tempo. Rozzo, Dincecco di prima, pallone regalato però a Diana Santos, Josi da Lusileia alle sue spalle Tati e allora passa da Renatigna che va a sfidare in velocità Rozzo, la insegue la numero 7 chiusa anche da Tati in raddoppio. Gli applausi di Amparo mentre rientra in campo Vanelli, doppio svantaggio ora per il Pescara che pure era partito bene con il gol di Belli. Pato in avanti Vanelli, servita sul vertice, attaccata poi da Diana Santos, deve girarsi, fa rimbalzare il pallone su Diana Santos e fa il massimo guadagnando il corner. 10:04 da giocare, terzo quarto concluso, mentre Dincecco arriva a battere il calcio d'angolo. Scappa in avanti Vanelli, servizio per lei, toccato prima da Diana Santos mi sembra, quindi rimessa laterale da sinistra per il Pescara con Vanelli. Rozzo gira ancora da Dincecco, Rozzo, Vanelli, le finte su Renatigna, la lascia lì, poi in mezzo alla conclusione Josi in spaccata decisiva in questo intervento. Anticipo cercato da Dincecco, pallone che arriva comunque a Vanelli, servita Pato, spalla alla porta, scarica ancora per Vanelli e libera a destra Dincecco. Il capitano per Rozzo contro l'altro capitano Lusileia. Dincecco ancora da Rozzo, sale un po' Lusileia, Rozzo sfrutta il blocco di Dincecco, pallone rubato però con eleganza da Renatigna e ora Dincecco che si gira su, scusate, Lusileia su Dincecco che si gira, poi la trattenuta non sanzionata, così come non è stato visto il tocco con la mano, giudicato fortuito quello di Pato. E Lusileia che prende il giallo per proteste. Cartellino giallo per capitano Lusileia dopo 10 minuti e 48 secondi. Calcio d'angolo per il Bitonto, 9-12 al termine. Va Greco, studia la situazione, Diana Santos attaccata da Sciascio, interviene anche Belli, l'ultimo tocco di Diana Santos.
Belli. Amparo a colloquio con Tati e Pato. Vanelli in avanti, salta Renatigna con la testa, Lusileia, insegue il pallone Sciascio, Diana Santos, da Renatigna, saltata Belli, poi in avanti, Vanelli aggancia, Mascia, Dincecco, la sfortunata autorete del 3-1 del Bitonto. Belli, Sciascio protegge il pallone, si gira sul mancino, vola però Josi, esulta per la paratona. Minuti preziosi quelli di Sciascio. Ora va in dribbling su Greco, prova a saltarla, pallone che arriva a Diana Santos, in avanti nella terra di nessuno, Mascia, Dincecco, a destra da Belli, in avanti Sciascio in mezzo, un po' la cieca, Belli pulisce il pallone all'indietro per Dincecco, Vanelli prolunga sulla stessa corsia, è rimasta però centrale Federica Belli, rientra Tati al posto di Vanelli. Scontro diretto per la Vetta che adesso vede le pugliesi a +2. Prova a girarsi Mansueto ma è finito il campo. Pescara che in questo momento è virtualmente fermo a 40 punti mentre il Bitonto sale a 42 in attesa delle gare di domani con l'Occasa Falconara che se la vedrà con il Cagliari nell'anticipo di mezzogiorno, orario insolito, diretta sempre sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Sciascio trattenuta da Nicoletti, Tati la conclusione sulle gambe di Tampa. 7:37, stringe il tempo. Dincecco si siede, rientra Pato, servita da Tati, portiere di movimento. Entra Rozzo con maglia verde sulla sinistra dei vostri schermi. Tati. 7:24. Tati. Gira da Rozzo. Ancora Pato. Rozzo. Pato. Belli di prima in mezzo, la porta è vuota, Mansueto prova a calciare. Arriva ad ostacolarla Sciascio. Mentre c'è in arrivo un altro cartellino giallo a Di Vincenzo. Dalla panchina. Segnalato il cartellino, mentre il Pescara ha inserito da poco il portiere di movimento con Natalia Rozzo. 2 reti da recuperare, 7 minuti 04 per tentare l'impresa contro il Bitonto. Tati, controllata con lo sguardo da Mansueto. Rozzo gira ancora per Pato, scappa via Pato a Renatigna, poi a Mansueto, sempre Pato, azione personale, conclusione, c'è un tocco di Tampa, si impenna il pallone, c'è il calcio d'angolo. 6:43. Belli per il calcio d'angolo. Sciascio, Mancino, soltanto una finta, poi pallone scodellato all'indietro, il controllo con il ginocchio di Tati che mette giù il pallone sul vertice. Pato all'indietro ancora da Tati. Tati in mezzo per Pato che sbaglia però con il destro. Josi recupera il pallone mentre torna al cambio Mascia tra i pali, Renatigna sulla testa di Sciascio. Si va a sedere Sciascio e rientra Vanelli. 6:23 da giocare. Vuole pressione Amparo, velo di Renatigna, interviene Diana Santos, poi Mansueto che controlla, Tati tocca. L'ultimo tocco è però di Mansueto e allora Mascia nell'area tecnica perché è rientrata Natalia Rozzo. Sempre power play biancazzurro. Tati. Osserva il piazzamento delle compagne. Ancora Tati, prolunga per Vanelli. Rimpallo su Mansueto, pallone che finisce fuori.
5,51. Tati, lì vicino c'è Vanelli, ancora Tati sul palo per Belli che ha provato a colpire con il tacco. Mansueto gira per Renatigna, rientra in porta Tati, lei non potrà comunque prenderla con le mani. Ora Rozzo deve entrare velocemente mentre Mansueto va a calciare e trova Pato. Al cambio Rozzo e rientra Mascia. 5,29. Prossimo cambio che sarà di Belli. Tampa, pallone all'indietro da Diana Santos, esce Pato su di lei. Tampa gira bene per Renatigna, pisata ancora per Tampa, passa il pallone ma non lo ritrova Tampa e allora Mascia che innesca il movimento di Pato, deve però aspettare il rientro di Rozzo, sempre a sinistra, la numero 7 bianca-azzurra con la maglia del portiere di movimento. 5,04. Tati, esce Mansueto, spazio per Rozzo, prolunga ancora per Tati, in mezzo arriva la conclusione di Pato, molto alta però, sbilenca. Tampa rientra, tocca per ultima però Pato. Renatigna inseguita da Belli. Tampa contro Vanelli, pallone che rimane lì, ancora Tampa per Renatigna. Mansueto ci mette il piede Tati che recupera poi in collaborazione con Pato. Di nuovo al cambio tra Mascia e Rozzo. 4,24. Tati, Rozzo da Tati, di nuovo Tati con il destro, Mansueto con il corpo, Tati all'indietro con il petto, inseguita sempre da Mansueto, alla fine con il tacco si rifugia in fallo laterale, vuole accelerare la battuta, lo fa benissimo Renatigna, poi Mansueto che spara alto da ottima posizione, mentre Rozzo e Mascia erano al cambio. Cambio che viene rieffettuato in questo momento. 4 minuti esatti al termine, +2 per il Bitonto, incoraggiato dal pubblico arrivato fin qui per seguire le leonesse neroverdi. Tati per Rozzo, ruba il pallone Lusirea, lo va a riprendere Rozzo, spinta sanzionata con un fischio. Allarga le braccia Lusileia e c'è il time out richiesto da Amparo, mentre viene ammonito anche Marzoli, viene espulso in questo momento Marzoli. Arrabbiatissimo Gianluca Marzoli, non l'abbiamo mai visto così probabilmente. Tanti cartellini sventolati dall'arbitro Marco Moro di Latina, che sulle panchine è stato intransigente nel primo tempo soprattutto con il Pescara, nel secondo con il Bitonto. 3,43 e c'è Amparo che catechizza le sue con la lavagnetta in mano, vuole aggiustare qualche movimento sul power play, mentre adesso sulla panchina del Bitonto a parlare praticamente Mansueto insieme a Diana Santos. Espulso poco fa Marzoli, doppio giallo. Ritorno in Abruzzo che in questo momento lo vede a +2 sul Pescara. Alcune delle giocatrici biancazzurre le allenate ai tempi del Montesilvano, con cui ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa. 3,43. Concluso il time out chiesto da Amparo. Tati, mentre l'arbitro dice che si riparte soltanto in questo momento. Vanelli, Rozzo, Tati, viene in mezzo Vanelli, gira Rozzo, interviene per un attimo Renatigna, poi Rozzo, finta sul mancino, in mezzo Pato per Vanelli, conclusione, palo fuori. Ottima la combinazione del Pescara, secondo palo toccato dalle biancazzurre. 3,22. Tampa,
pressione alta del Pescara, esce bene Renatigna su Coppari, finta, si ferma, ne porta a spasso 2, ricomincia da Tampa, secondi preziosi guadagnati, spinta di Sciascio a Diana Santos e c'è il fallo evidente commesso da Sciascio. 3-0-7. Diana Santos, Tampa da Renatigna contro Coppari, la evita Renatigna, Diana Santos, sale Sciascio su Tampa, poi Lusileia si gira bene su Tati, ancora Lusileia inseguita però dalla numero 44, ricomincia da Renatigna, Tampa, salita sui 10 metri, dribbling su Coppari, prolunga quella punta, tocca anche Diana Santos ma il pallone scivola via. 2:42, serie di cambi sulla panchina di Amparo, portiere di movimento con Rozzo, riprovato a 162 secondi dal termine. Tati, occhiata al cronometro anche per lei, a sinistra Rozzo, sale l'urlo Pescara e risponde immediatamente il Bitonto sugli spalti, mentre sul campo siamo sull'1-3. Tati in mezzo, Pato, Vanelli prova a girare per Belli, pallone che arriva dalle parti di Rozzo. Tati, Rozzo, Tati da Rozzo, Pato gira, tocca Renatigna in opposizione. 2-0-8, rimessa laterale Rozzo da Vanelli con il mancino ancora da Rozzo, tanto movimento tra Tati e Pato, esce fuori Belli, Tati, Diana Santos su di lei, Tati gira per Pato che sbaglia però il passaggio in mezzo, poi Josi con le mani, rimessa per Lusileia, Lusileia contro Belli, si ferma la numero 10. 1:45, Diana Santos, pressione di Pato, Tampa contro Vanelli, recupera Pato, serve ancora per Vanelli, prova a saltare Diana Santos che in scivolata la ferma e poi carica le sue. Tati, 1:30 da giocare. Tati in fondo per Belli che era vicino al palo, interviene Josi, poi prova verso la porta, pallone che arriva a un soffio della traversa, stava rientrando comunque con la corsa lì indietro Rozzo. 1:20, rientra Sciascio, Tati vuole 3 sul lato Amparo, la seconda ha fatto velo, era Rozzo. Tati, Vanelli gira ancora da Tati, ultimo minuto che è partito in questo momento. Vanelli tocca Lusileia, 57 secondi. Ci crede il pubblico pugliese, sentite forse anche da casa l'urlo Bitonto, più silenzioso era quello di Fede Abruzzese. Porta il pallone sul punto esatto di battuta Vanelli. Tati, indicazioni a Rozzo, ancora Tati, Rozzo, 45 secondi, Tati in mezzo per Pato, vuole girarsi con la punta del mancino, Josi può ripartire, Renatigna contro Pato, all'indietro da Diana Santos, 38 secondi, Tampa gira il pallone per il Bitonto, bene su Renatigna, l'attacco di Vanelli, Renatigna che la respinge all'indietro, ancora Renatigna, Vanelli, tocca prima Diana Santos, apre bene il campo, Tampa per Renatigna e guarda il cronometro, mancano 21 secondi, Diana Santos lascia scorrere il pallone all'indietro, 15 secondi, ora in avanti. Salta Tati in anticipo su Lusileia, 10 secondi, Tati velocemente al centro per Vanelli, all'indietro ancora da Rozzo, spazio a destra per Sciascio, cercata, va è scivolata Diana Santos che dice non l'ho toccata, dello stesso avviso il direttore di gara, si arrabbia tantissimo Sciascio che va a protestare. Josi è ripartita, Renatigna tiene lì il pallone, 2 secondi, 1 secondo, il Bitonto vince 3-1 sul campo del Pescara e sale al comando della classifica in attesa delle partite di domani e soprattutto di quello che farà l'Occasa Falconara contro il Cagliari, sconfitta casalinga
la prima per il Pescara in questa stagione, che esce comunque a testa altissima dal match in gol belli all'inizio, poi il ribaltone delle pugliesi con le reti di Renatini e Lusileia e l'autorete sfortunata di Incecco per il 3-1 conclusivo. Partita molto intensa, tanti cartellini, ma alla fine le squadre si stanno salutando con il sorriso disegnato sulle labbra. Finisce qui quindi la giornata di anticipi della Serie A Fables, prima la vittoria del CMB e ora quella del Bitonto. Bello l'abbraccio tra Lusileia ed Amparo, ex compagne di squadra ai tempi del Montesilvano. Noi vi ringraziamo per averci seguiti. Da parte di Silvia Venditti e Massimo Lupacchini è tutto, una buona serata, ciao!